Aumentano i casi di disagio psichico nell'area della Serenissima. Il Dipartimento di Salute Mentale dell'ULSS 3 ha registrato un incremento sia dei ricoveri che degli accessi presso i suoi servizi territoriali. Nel 2023 nei reparti di psichiatria sono stati ricoverati 1616 pazienti, più 19% rispetto ad un anno fa. C'è stato un aumento sicuramente dei bisogni di salute e questo non è semplice spiegarlo. Sicuramente c'è uno strascico correlato alla questione del Covid e un aumento appunto di tutta una serie di sintomatologia presentata. Dall'altro c'è anche un accesso, a mio avviso, anche più facile ai servizi. L'anno 2023 è stato un anno complesso per l'ULSS 3 Serenissima, che ha dovuto affrontare le sfide poste dalla pandemia e dalle sue ripercussioni. Il bilancio dell'anno appena terminato, presentato dal direttore generale Edgardo Contato, si chiude in positivo dopo aver messo in campo il più massiccio piano di investimenti dell'ultimo ventennio. Vale circa 300 milioni di euro, verranno realizzate 12 case della comunità, verranno fatti importantissimi interventi edilizi e tecnologici in tutti gli ospedali e quindi sarà veramente un cambiamento notevole in tutto l'assetto organizzativo di questa azienda. Nell'investimento è compresa la costruzione dell'Angelino, e cioè il monoblocco dietro l'ospedale di Mestre, per risolvere i problemi della carenza dei posti letto. Il segno positivo non ha riguardato solo il bilancio, ma anche l'aumento delle prestazioni erogate e degli accessi alle strutture per anziani, più 5,8%, e nei pronto soccorso, più 4,6%. In incremento anche i servizi di medicina ambulatoriale, più 6%, così come le prestazioni specialistiche, aumentate del 14%. Per far fronte alle richieste crescenti di aiuto è stato di recente aperto a Marghera anche un centro per il trattamento dei disturbi alimentari. Vorrei segnalare l'aumento del numero di interventi chirurgici che sono stati fatti in ospedale del 7,4% e l'aumento dell'attività ambulatoriale del 6%. Questo perché? Perché ci ha consentito di ridurre i tempi di attesa dei pazienti e di ridurre le liste di attesa. Siamo soddisfatti, siamo riusciti a lavorare bene. Siamo stati fortunati e quindi i numeri ci stanno dimostrando che stiamo operando bene. Pronti per un 2024 che sarà sicuramente ancora più impegnativo, ma insomma fiduciosi di quello che abbiamo fatto. In termini di investimento, di azioni intraprese, sia lato sanitario, sul lato tecnico e anche sul lato amministrativo, abbiamo avuto le nostre belle soddisfazioni.